Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Migranti, naufragio al largo della Libia, 2 morti e 70 dispersi, sopravvissuti trasferiti a Lampedusa. Giovane gambizzato all'interno di una macelleria di Mister Bianco, le indagini si muovono su diverse piste, la vittima è il figlio del titolare, nome pesante, la criminalità catanese. A Palermo continuano le indagini sullo stupro della studentessa americana, si sono presentati in 3 all'appuntamento su Tinder, ma non è ancora chiaro chi l'abbia violentata. Nell'Agrigentino il comune di Sutera scivola sotto la montagna per le piogge dei giorni scorsi, case inagibili sul muraglione crollato, sopralluoghi in corso e rischio nuovi cedimenti. Feste di Pasqua con il sole in tutta la Sicilia, Catania c'è chi ne approfitta per andare al mare, nei centri storici turisti alla scoperta di storie e tradizioni. Il mondo ha bisogno di pace, il messaggio di Pasqua dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, in questi tempi di guerra. Calcio, il Palermo resta in scia promozione, nel giorno di Pasqua vittoria casalinga contro l'Avellino, battuto per 2-0 al Barbera, ospite d'onore il presidente Mattarella. Serie C, Pasquetta in campo per il Catania che al Massimino riceve il Picerno. Viali chiede concentrazione, rossazzurri a caccia dei 3 punti per blindare il secondo posto. Bentrovati, buon lunedì dell'Angelo. Sono giorni di festa ma segnati dall'ennesima tragedia della migrazione. Sono annegati in mare circa 70 persone, si tratta di dispersi, 2 i morti accertati, mentre i sopravvissuti, circa 32, sono stati trasferiti all'hotspot di Lampedusa. Laura Spanò. Mentre si celebra la Pasqua di Resurrezione nel Mediterraneo si continua a morire. L'ultimo naufragio registra un bilancio pesante, una 70 le persone finite in mare annegate, anche se è ancora difficile una stima precisa. 2 i corpi senza vita recuperati, tratti in salvo, 31 uomini e un minore non accompagnato. Sono pakistani, bengalesi, egiziani. Siamo partiti in 110, raccontano alcuni dei sopravvissuti giunti a Mollo Favarolo a Lampedusa dopo essere stati soccorsi in acque SAR libiche dalla Guardia Costiera. Saranno ascoltati nelle prossime ore. Si trovano nell'hotspot di Lampedusa in stato di forte shock. Sono stati visitati dai medici e rifucillati. Il mare mosso ha causato infiltrazioni d'acqua nel barcone sul quale viaggiavano dopo alcune ore fino al ribaltamento dopo 15 ore. A segnalare il naufragio un aereo della Guardia Costiera che ha dato l'allarme. Il barcone di legno era salpato nella notte tra venerdì e sabato da Tangiura in Libia. Quando i soccorsi sono arrivati nella zona del naufragio c'era un'imbarcazione ribaltata, circa 15 persone aggrappate allo scafo, diverse in mare e con loro alcuni corpi. Duro l'intervento di Save the Children nel giorno di Pasqua, che per molte persone rappresenta un tempo di rinascita e speranza. Ci troviamo a piangere nuove vite spezzate al largo della Libia. Il Mediterraneo si è trasformato in un confine di morte. Dal 2014 sono quasi 34.500 le persone morte e disperse nel Mediterraneo. Quest'anno più di 800, tra loro molti bambini, oltre 300 negli ultimi 3 anni. E ieri sera il mare di Mazara ha restituito il corpo di un altro migrante, il 20° rinvenuto lungo le coste del Trapanese. A Catania si continua ad indagare sul giovane gambizzato a Mister Bianco. Sono tante le piste seguite. Il ragazzo è figlio del titolare di una macelleria, un nome di spicco nella mafia catanese. Sentiamo Desiree Ferlito. Pasqua di sangue nel cuore della città. Spari esplosi in piena sera sotto gli occhi increduli di passanti e avventori, in una nota macelleria in via Kennedy a Mister Bianco nel Catanese, dove un giovane è stato gambizzato mentre si trovava al lavoro. È successo intorno alle 20:30. Il ragazzo ferito, appena 18enne, è il figlio del titolare della macelleria, oggi, come vedete nelle immagini, regolarmente aperta. Il giovane è impegnato nell'attività di famiglia insieme ai suoi 2 fratelli, uno da poco intestatario dell'attività. Secondo una prima ricostruzione, 2 uomini in sella a una moto, con il volto nascosto da caschi integrali, si sono avvicinati all'attività commerciale e senza dire una parola hanno aperto il fuoco e colpito il giovane agli arti inferiori. Sul posto i carabinieri di Mister Bianco hanno eseguito i rilievi, acquisito la videosorveglianza della zona e raccolto le prime testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica e risalire ai responsabili.
Ma attorno alla vicenda si addensano elementi che potrebbero dare una direzione alle indagini. Il ragazzo, incensurato, è figlio di Alfio Adornetto, nome già noto agli ambienti della criminalità organizzata catanese e legato in passato a vicende di mafia. Un dettaglio che apre scenari delicati. Si è trattato di un messaggio diretto alla famiglia, di una ritorsione o di dinamiche maturate in un contesto completamente diverso, magari legato alla vita notturna. Domande ancora senza risposta. Intanto resta il dato più inquietante. Colpi di pistola esplosi in strada, tra la gente, in un giorno di festa. Un segnale che riporta paura nel cuore della città. 2 uomini di Paternò sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di rapina a mano armata. L'episodio si è verificato presso un distributore di carburanti in piazza Purgatorio, nel centro cittadino. I 2, a volto scoperto sotto la minaccia di un coltello, si sono impossessati dell'incasso giornaliero pari a circa 280 euro per poi allontanarsi a piedi. La centrale operativa ha allertato i militari immediatamente dopo la segnalazione del gestore della pompa di benzina, consentendo un intervento rapido sul posto. Sono stati rintracciati a casa di uno dei 2 con parte della refurtiva mentre assumevano droga. Si chiariscono adesso i contorni della morte dei cacciatori avvenuta a gennaio a Montagna Reale sui Nebrodi. La prima vittima è stata scambiata per un cinghiale, poi sono stati uccisi gli altri 2. In tutto sono stati sparati 11 colpi. Giusy Lazzara. Si cerca la verità sul triplice omicidio di gennaio nel bosco di Montagna Reale sui Nebrodi. I carabinieri del RIS di Messina al lavoro da quel 28 gennaio, quando all'alba sono stati scoperti i cadaveri di 3 cacciatori. Si dipana così la dinamica che sembra surreale perché il primo a cadere è stato Giuseppe Pino di 26 anni. Secondo gli investigatori è stato scambiato per un cinghiale che si aggirava fra i cespugli e così Antonio Gatani di 82 anni ha sparato centrandolo al cuore. Da qui è cominciata la carneficina perché Davis Pino, vedendo morire il fratello, ha sparato contro l'anziano, prima 4 colpi e poi ricaricato il fucile scaricandone altre 3. Aveva intenzione di sparare anche all'altro cacciatore presente, ma l'uomo per salvarsi ha scaricato il fucile prima uccidendolo. Tra i morti è solo un sopravvissuto che adesso è indagato per omicidio volontario. In totale sono 11 bossoli trovati vicino ai cadaveri, esplosi da almeno 3 armi, diverse per calibro e tipologia. Al vaglio dei RIS i residui di polvere da sparo, prelevati dalla mano dell'indagato, i vestiti e la memory card della telecamera piazzata sull'arma della più giovane delle vittime. A Palermo continuano le indagini sullo stupro della giovane americana in una casa vacanza all'Acquasanta. Si sono presentati in 3 all'appuntamento, ma non è ancora chiaro chi l'abbia violentata. Sentiamo. Uno stupro, 3 sospettati. A Palermo continuano le indagini per la violenza su una giovane studentessa americana in una casa vacanza all'Acquasanta. Gli investigatori hanno identificato il giovane contattato su Tinder dalla 18enne e i 2 amici con cui si è presentato l'appuntamento, ma non è ancora chiaro chi l'abbia violentata. La vittima è stata sentita la stessa notte all'arrivo delle volanti e giovedì mattina, dopo essersi sottoposta al protocollo del codice rosa al Policlinico, alle poliziotte ha indicato il profilo del ragazzo con cui aveva chattato sull'app di incontri. Ancora troppo scossa, però non è stata in grado di riconoscere con sicurezza gli altri 2 amici e anche sul fatto che ad abusare di lei sia stato il giovane proprietario del profilo Tinder ci sarebbero alcune riserve, tanto che al momento non si può escludere che sia stato uno dei 2 amici ad abusare di lei. Intanto si confronta anche la versione data dall'amica con quella della vittima. Nel frattempo però le 2 ragazze americane sono rientrate negli Stati Uniti e si indaga anche sui messaggi di Tinder che sono stati cancellati. Ci vorrà una consulenza tecnica per sapere chi ha fatto sparire la conversazione di quella notte fra la 18enne e il palermitano. A 6 anni dalla morte di una paziente, la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di 3 medici in servizio al Policlinico. Sono indagati per omicidio colposo e lesioni colpose. Tonino De Mana.
A distanza di 6 anni dalla morte, la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di 3 medici in servizio al Policlinico Giaccone accusati per la morte di una paziente, Maria Finocchio, deceduta a 43 anni nel febbraio 2020 dopo un ricovero per ischemia intestinale. Nel registro degli indagati per omicidio colposo e lesioni colpose sono finiti Gabriella Minitello, Sebastiano Bonventre e Giuseppe Carollo. Ad avviare le indagini un esposto dei familiari della vittima. Se i sanitari si fossero attenuti alle buone pratiche cliniche, si legge nella consulenza medico-legale disposta dal PM Maria Forti, il decesso di Maria Finocchio avrebbe avuto un'altissima probabilità scientifica di poter essere evitato o quantomeno procrastinato ad epoca sensibilmente successiva rispetto al 12 febbraio 2020, un passaggio forse chiave che probabilmente mette nei guai i sanitari che hanno avuto in carico la donna. Oltre al danno alla beffa, visto che l'udienza preliminare si sarebbe dovuta celebrare il 3 novembre dello scorso anno, ma per alcuni rinvii per difetti di notifica tutto si è fermato. E adesso andiamo nell'Agrigentino, a Sutera, piccolo centro tra le province che si trovano tra Agrigento e Caltanissetta. È crollato un muraglione, le case sono inagibili e i cittadini sono in allerta. Sentiamo Davide Sarto. Pasqua di grande apprensione a Sutera, paese al confine tra le province di Agrigento e Caltanissetta. Poco più di 1100 abitanti, oggi guidato da un commissario straordinario che torna a fare i conti con il dissesto idrogeologico. Via San Giuseppe, cuore del centro abitato, ha visto crollare un altro tratto del muraglione. Le case vicine sono in gran parte già inagibili, una situazione che ricorda la frana di Niscemi. Circa 157 mm di acqua caduta in un mese. Pensate voi la superficie del raccolto di tutte queste acque, cosa ha potuto e può provocare ancora se continua il perdurare di questa situazione. Purtroppo ad oggi non si è visto dal 14 febbraio nessun intervento, nessun interessamento da parte di nessuno. Sul posto sono in corso sopralluoghi tecnici per valutare l'estensione del fenomeno e individuare eventuali interventi urgenti di messa in sicurezza. La montagna diciamo che sta come un vecchietto che invece di avere 90 anni ha 5 milioni di anni di quando si è formato, quindi ormai comincia a risentire del tempo, delle condizioni meteo, quindi tutta la parte superficiale diciamo, della montagna risulta essere un crostone di gesso che subisce le intemperie. Tra i cittadini cresce la preoccupazione per possibili nuovi cedimenti e per l'allargamento dell'area coinvolta. Si teme che nei prossimi giorni possano scattare ulteriori evacuazioni. A Sutera le frane non sono una novità. Nel 1908 uno smottamento costrinse allo sgombero decine di case. Una Pasqua segnata dall'incertezza, con gli abitanti in attesa di risposte e interventi concreti. Dopo giorni di maltempo con pioggia e freddo, la Pasqua è stata salvata e anche Pasquetta. Sono giorni di sole e a Catania c'è chi ne approfitta per andare al mare. Sentiamo Emanuela Corsi. Vista mare, parole crociate, tenuta ginnica, il sole. Ho sotto anche il costume e a mezzogiorno andrò a fare anche il bagno, se vi può far piacere. Il sole splende a Catania in questa domenica di Pasqua. Il maltempo dei giorni scorsi sembra già un lontano ricordo e le località balneari vengono prese d'assalto. Qui siamo nel borgo marinaro di San Giovanni Licuti, dove gli amanti della Tintarella approfittano di questa prima giornata di primavera per prendere un po' di sole e fare un tuffo fuori stagione. Non ho mai fatto il bagno prima dell'estate, mai fatto. Mi sono lasciata convincere da mia sorella e mia cugina, è bellissima ma è fredda, però è bella. Attrezzatissimo per questa prima giornata di primavera. Esattamente, anche se poi abbiamo impegni familiari, intanto ci godiamo questo paio d'ore di meraviglioso. Ho appena fatto il bagno. Com'è l'acqua? Freddissima ma meravigliosa. Dalla Svizzera. Com'è quest'acqua? È freschissimo, però molto bello. Per le vie del centro sono tanti i catanesi e i turisti in giro alla scoperta del patrimonio culturale della città. Pasqua a Catania, sì, e abbiamo visto pure le processioni di Enna. Ti piace questa Pasqua siciliana? Bellissima la Pasqua siciliana. Sì. Stiamo andando lì di Fiandra, sì. Lei è di qui? Di Catania, sì. Però diciamo è anche un modo per scoprire la città, no? Anche, sì, non ci sono mai stato, quindi è l'occasione.
E poi dopo cosa si fa? Dopo si va a mangiare, è giusto. Non solo mare, sport e cultura, ma anche buona tavola. Per tutti non può mancare il tradizionale pranzo pasquale con i piatti tipici della tradizione siciliana. Prima la forma fisica e poi la buona tavola, entrambe. Vista la bellissima giornata di sole, abbiamo fatto una corsa e poi mangiamo naturalmente. Ma penso pasta al forno, secondi vari, patate al forno, involtini, queste cose qui. Poi la colomba classica. Tanti turisti anche a Siracusa, siamo stati ad Ortigia con Francesco Aloi. Ci siamo già stati qui e ci siamo tornati molto volentieri. Piazza Duomo attrae sempre tutti, anche con la cattedrale incerottata per i lavori di restauro. È meravigliosa come sempre, è il nostro posto del cuore. Mio marito è ortigiano, è siciliano, ci siamo sposati qui e quindi è meravigliosa. Per Pasqua e Pasquetta, Siracusa è tra le mete più gettonate. Secondo i dati del portale Olidù, tra le città più ricercate ci sono Palermo al 9° posto e Siracusa al 12°. Chi viene qui in questi giorni, oltre alle meraviglie che arrivano dal passato, può gustare letteralmente anche quelle del presente. Partiamo dall'agnellino classico col cestino, con il marzapane, la colombina di pasta forte, ma anche le tradizioni legate al Giovedì Santo, quali per esempio il cestino con l'uovo sodo e le cassatelle di ricotta e cannella. Tra una passeggiata ed un break con un pranzo tipicamente siciliano, eccola la Pasqua a Ortigia. Qui, come nel resto dell'isola, c'è un sole splendente, segno che, dopo il freddo degli ultimi giorni, è arrivata la primavera. Adesso una breve pausa, tra poco. In questi tempi di guerra forti e chiare arrivano le parole di Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania. Nel suo messaggio di Pasqua dice: il mondo ha bisogno di pace. Sentiamo uno stralcio del suo messaggio. Cari fratelli e sorelle, Santa Pasqua. Il messaggio di quest'anno non può che essere all'insegno di quel "la pace sia con voi" che il risorto rivolse agli 11 riuniti nel cenacolo e mostrò loro le piaghe provocate dalla violenza degli uomini, ma piaghe che erano state risanate, cicatrizzate dall'amore di Dio. Non dimentichiamo. Questo è l'anno agatino per noi di Catania, la testimonianza di Agata è una grande testimonianza di fede, ma è anche l'anno di San Francesco. E il saluto di Francesco era: il Signore ti dia pace. E nella leggenda dei 3 compagni, una delle sue biografie, diceva ai suoi: la pace che annunziate con la bocca, abbiatela ancora più copiosa nei vostri cuori. Ecco è quello che auguro a ciascuno di voi. Sulla vostra bocca buona Pasqua, ma nei vostri cuori ancora più copiosa la pace che viene da Cristo. Santa Pasqua a tutti. Il mondo ha bisogno dei frutti di pace che i cristiani sapranno seminare ovunque. E a Palermo Monsignor Corrado Lorefice, l'arcivescovo appunto di Palermo, nel suo messaggio di Pasqua dice: viviamo notti prolungate di giorni incattiviti dalle follie umane, guerre che prolificano ovunque, come non ricordare i sepolcri che contengono i corpi di tanti giovani, bambini e bambine che sono stati uccisi ultimamente a Palermo, a Messina, a Gaza, in Ucraina, in Congo, in Sudan, e l'immenso sepolcro che è diventato il Mediterraneo. Queste le parole dell'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice. Adesso ci fermiamo per qualche istante e poi la pagina dedicata al calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, vittoria casalinga nel giorno di Pasqua per il Palermo che batte l'Avellino 2-0 e resta in scia promozione. Palumbo e Ranocchia firmano il successo al Barbera. Marco Gullà.
Dentro l'uovo 3 punti e la speranza di poter inseguire ancora il sogno della promozione diretta. Il Palermo al Barbera fa felici i tifosi nel giorno di Pasqua, 2-0 all'Avellino e rosanero che rispondono alla vittoria del Frosinone sul Padova. La Serie A, senza passare dai playoff, dista 4 punti, ma il Palermo venerdì avrà l'occasione di poter accorciare, visto che ci sarà lo scontro diretto a Frosinone. Siciliani che ieri hanno comunque gestito al meglio le forze, l'Avellino è stato avvisato subito delle intenzioni rosanero con il gol di Palumbo in ripartenza letale. Con questo tiro a giro è 1-0. La gara è in discesa, ma la squadra di Inzaghi ha difficoltà nel creare altre occasioni degne di nota. Izzo però complica i piani della sua squadra facendosi espellere, doppio giallo. Il Palermo riprende il timone e nel finale di tempo sfiora la rete del 2-0 con Poyampalo che non arriva per un soffio. Ripresa, copione che non cambia, si fa male Joronen, al suo posto entra Gomis. Le condizioni del finlandese saranno da valutare nei prossimi giorni. Segna Ledu Aron, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il VAR conferma dopo 2 minuti. All'83esimo raddoppio rosanero, azione da manuale della banda di Inzaghi, Poyampalo fa assist per Anocchia che mette in porta. 2-0, gara chiusa e altri 3 punti d'oro per i siciliani, sempre quarti in classifica ma speranzosi di poter accorciare verso le prime della classe. Ci tenevamo a ripartire bene davanti al nostro pubblico, sapevamo che oggi c'erano quasi 30.000 persone, per cui li ringraziamo. Penso che abbiamo fatto passare una bella Pasqua a loro, al presidente Mattarella. Sono contento per la società e per questi giocatori che comunque nelle ultime partite in casa diamo con una continuità incredibile ai nostri risultati e questo è il passo giusto, ecco. E lo abbiamo sentito da Inzaghi. Ieri a Palermo per assistere alla partita c'era anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, accolto dal pubblico presente all'ex favorita da un lungo applauso. Mattarella si è poi accomodato in tribuna insieme al presidente del club rosanero Dario Mirri e al sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Per Mattarella è la seconda volta in questo campionato di Serie B al Renzo Barbera. La prima era stata il 30 agosto dello scorso anno in occasione di Palermo-Frosinone. E adesso parliamo del Catania Pasquetta in Serie C, Pasquetta in campo per il Catania che oggi al Massimino riceve il Picerno. Viale chiede concentrazione. Sentiamo Francesco Triolo. Più partite all'interno della stessa, William Viali l'ha presentata così, con la consapevolezza di dover aspettarsi di tutto. Conquistata la prima vittoria in trasferta sotto la gestione del nuovo allenatore, il Catania va adesso a caccia di un successo in casa. Oggi pomeriggio al Massimino arriva il Picerno e l'obiettivo dei rossazzurri è quello di conquistare i 3 punti per chiudere i giochi per il secondo posto e ottenere indicazioni positive in chiave playoff. Resta la difficoltà di affrontare un avversario che arriverà a Catania non per la gira di Pasquetta, la classifica non glielo consente, ma per cercare un colpaccio pesante in chiave salvezza. Incontriamo una squadra organizzata che ha le idee molto chiare, che ha un obiettivo da raggiungere, quindi come sempre non sarà semplice, però è giusto rimanere focalizzati sul nostro percorso. Pretendo che ogni partita di vedere qualche miglioria, poi nelle difficoltà della gara ci saranno sempre. Il passo in avanti certificato a Latina adesso va proseguito. Viale ha detto chiaramente che si aspetta progressi in ogni partita e una crescita soprattutto in attacco negli ultimi 20 o 30 metri in una zona del campo dove di certo non ha tante scelte. Bisogna capire, è un momento chiaramente di emergenza in quel reparto. Dovrò fare delle scelte sapendo che una situazione mi dà tanto da una parte e meno dall'altra e rispetto alla partita che vogliamo impostare deciderò all'ultimo. Insomma, conforta ancora fuori dai giochi, resta vivo il ballottaggio Lunetta-Caturano per il ruolo di prima punta. Da quello dipenderà poi un po' tutto. Un paio di dubbi di formazione, a cominciare dalla mediana, dove Quaini rischia di partire ancora dalla panchina. Calcio inizia alle 14.30, appuntamento su Telecolor dalle 14 con 3 ore live con diretta stadio. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon giorno di Pasquetta.